Buonasera dal TG Sicilia, le notizie principali di questa edizione. Nuova tragedia sul lavoro a Campofelice di Roccella, nel palermitano. Operaio cade da un'impalcatura di 5 metri. È morto così Giovanni Terrana. Nel cantiere insieme a lui c'erano anche i suoi 2 figli. Una modifica all'ordinanza emanata ieri dalla Regione per ripartire in via provvisoria con la discarica di Lentini. I rifiuti non saranno trattati ma soltanto conservati in attesa delle autorizzazioni ambientali. Catania, San Giorgio e Librino invasi dai rifiuti. I cittadini, nonostante l'appello del sindaco Trantino, non rispettano la differenziata e lo ammettono ai nostri microfoni. Messina, 112 arresti in una vasta operazione antidroga, smantellata una rete di trafficanti estesa in Calabria, Campania, Lombardia, Spagna e Olanda, sequestri per 4 milioni di euro. Cantieri, restringimenti, chilometri di code, telepass che non funzionano. Sui disagi della A18 il Consorzio Autostrade Siciliane non risponde al pubblico. Intanto Federconsumatori avvia azioni legali. La città è sicura, a dirlo è il sindaco di Palermo Lagalla, malgrado l'ultima violenta aggressione ai danni di un avvocato, ma il prefetto convoca tutti sull'ordine pubblico. Dopo la bocciatura della Sicilia sulle concessioni balneari da parte della Corte Costituzionale, perentori sindacati. Una sentenza che incide poco, i tratti di costa liberi e da assegnare sono tanti. Incidente sul lavoro a Campofelice di Roccella. Un operaio cade da un'impalcatura e muore. Nel cantiere anche i suoi 2 figli. La procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. I sindacati, un'altra tragedia evitabile. Marco Gullà. Stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio a Campofelice di Roccella, nel palermitano, poi improvvisamente è caduto dall'impalcatura e avrebbe sbattuto la testa. Per un'ora i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine il polso ha smesso di battere. È morto così Giovanni Terrana, operaio di 64 anni, una nuova, l'ennesima tragedia sul lavoro. Nel cantiere insieme a Terrana c'erano anche i suoi 2 figli. Terrana è caduto da un'altezza di 4-5 metri. I tecnici dell'ASP stanno verificando la regolarità dell'affidamento dei lavori e se siano state rispettate le norme di sicurezza, da stabilire anche chi sia il titolare della ditta. Chiediamo nuovamente alla Prefettura di Palermo di convocare questo tavolo per la salute e la sicurezza, perché quello che sta succedendo è veramente drammatico e in un paese come l'Italia non possiamo accettare una condizione del genere e i controlli, si devono individuare le risorse per potenziare i controlli. Lo avevamo chiesto già a febbraio al sindaco di Campofelice. Potrebbe essere stato un arresto cardiaco a stroncare la vita dell'uomo molto conosciuto e ben voluto in paese. Dopo i rilevi di rito, la salma è stata trasferita a medicina legale per l'autopsia disposta dal magistrato per chiarire se il decesso sia attribuibile a un malore o al volo dall'impalcatura. Sulla vicenda indaga la procura di Termini Imerese. A distanza di 3 mesi piangiamo un altro morto sul lavoro, ha detto il sindaco di Campofelice Giuseppe Di Maggio. È un momento doloroso per il mio paese, l'operaio lo conosciamo tutti. Questa mattina aveva scherzato con diversi clienti in un bar mentre faceva la colazione. Una persona per bene, un uomo di compagnia, sempre allegro. Siamo davvero distrutti. Basterà una modifica all'ordinanza emanata ieri dalla Regione per far ripartire in via provvisoria la discarica di Lentini. I rifiuti non saranno trattati ma soltanto conservati in attesa delle autorizzazioni ambientali agli impianti e per un massimo di 20 giorni. Maglio Viola. Una giornata febbrile alla ricerca di soluzioni per far rientrare l'emergenza rifiuti che rischia di diventare più grave di quanto già non sia. È trascorsa fra incontri, trattative e vertici la giornata di oggi alla ricerca di un modo per riaprire anche in via provvisoria la discarica di Lentini. La soluzione individuata ieri sera dalla Regione e messa nero su bianco con l'ordinanza del presidente Schifani non è bastata. I commissari giudiziari responsabili della discarica questa mattina non hanno dato seguito al documento e i cancelli di Contrada Coda di Volpe sono rimasti chiusi con i compattatori carichi
incarichi fuori ad aspettare. Bisogna risolvere un problema tecnico-ambientale che la struttura commissariale aveva considerato insormontabile. Da qui la girandola di consultazioni, prima i commissari in procura a Catania, colloquio col magistrato, poi una interlocuzione fra Catania e Palermo, seguita da un confronto fra gli uffici di Schifani e i commissari, e alla fine un vertice in prefettura a Catania. Interlocuzioni utili che porteranno ad una modifica dell'ordinanza regionale. Il Presidente della Regione dovrebbe firmare una nuova ordinanza a leggera correzione di quella di ieri e così consentire a Sicuratrasporti domani mattina di aprire i cancelli per ricevere i rifiuti che sono in attesa di essere conferiti da non solo Catania, Ciriale e Mister Bianco qui rappresentati, ma dagli altri 197 comuni che appunto si rivolgono a Sicuratrasporti. Dunque domattina Lentini potrebbe riaprire alleggerendo l'emergenza che riguarda non solo Catania ma 200 comuni del comprensorio. Poi ci saranno disponibili una ventina di giorni in tutto per l'iter autorizzativo per il TMB, l'impianto di trattamento dei rifiuti, e solo dopo si potrà tornare al conferimento normale. Ma la riapertura di Lentini non risolve il problema, servirà comunque tempo. Per tornare alla normalità ci vorrà non meno di una settimana, soprattutto in alcuni quartieri di Brino e altri quartieri periferici dove ci sono accatastate montagne di rifiuti, ci vorranno certamente 7 giorni per recuperare la situazione di prima. E questa è l'occasione per un nuovo invito alla cittadinanza al corretto conferimento dei rifiuti. Resta in piedi il problema più complessivo, quello dell'assenza di un piano rifiuti in grado di evitare questo periodico esplodere dell'emergenza, soprattutto in estate. Catania e interi quartieri della periferia sommersi di spazzatura. I cittadini di San Giorgio si autoaccusano. Qui nessuno fa la raccolta differenziata. Tonino De Mana. Il sindaco Trantino chiama San Giorgio e Librino, non rispondono e l'emergenza rifiuti a Catania assume contorni drammatici. Interi quartieri sono sommersi di spazzatura che viene accatastata e poi inesorabilmente bruciata. Brucia ancora la spazzatura o quel che resta e sono ben visibili i segni dell'Eternit bruciato. Plastica che finisce nell'aria e crea un ulteriore problema sanitario. Montagne di spazzatura anche davanti alla sede del sesto municipio. Cittadini che accusano e si autoaccusano. Come ne fanno gli altri, neanche io la faccio. La spazzatura lei dove la butta? La butto un mouse. E cioè? A disastro. Diciamo che non la facciamo, buttiamo tutto. Qua non la fa nessuno purtroppo, non sono io che magari la voglio fare, cosa devo fare? Siamo pieni di topi. A San Giorgio è il giorno del mercato rionale. In mattinata era prevista la consegna dei sacchetti agli operatori, ma non tutti li hanno ricevuti. Lei i sacchi ce li ha? Certo, ce l'ho, l'ho comprati solo da me. Avete ricevuto dei sacchetti stamattina? No, assolutamente no. Lei adesso come farà? Io mi carico sul furgone tutte queste cose, siccome sono sincero, a dove abito io ci sono i cassonetti condominiali, quel poco che lo metto nell'umido, nell'indifferenziato o nella plastica. Questo, l'ingresso del mercato, nel punto che vedete, non è stato possibile neanche montare la bancarella. Qua niente sacchetti e nessun servizio. E questo è il mercato che si paga più di tutti di suolo pubblico, 400 e qualcosa. Alcuni venditori ambulanti non hanno potuto montare perché è pieno di spazzatura. E mentre la fiera di piazza Carlo Alberto ha superato l'esame e la pescheria no, ora si attende la prova del 9, quella dei mercati rionali, ma a giudicare dalle immagini non si prospettano buone nuove. Narcotraffico, estorsioni e autoriciclaggio. 112 arresti in un'operazione antidroga dei carabinieri di Messina. Smantellata un'organizzazione criminale attiva anche in Calabria, Campania e Lombardia e all'estero. Sequestri per oltre 4 milioni di euro. Francesco Triolo. 112 arresti, 85 in carcere, 27 domiciliari è il bilancio di una vasta operazione antidroga eseguita alle prime ore della mattina dai carabinieri del comando provinciale di Messina su richiesta della procura di Messina. Le accuse a vario titolo sono di associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusivo e alterazione di armi, estorsioni e altri reati. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti di 3 distinte indagini condotte dai carabinieri delle compagnie di Messina Sud e Barcellona Pozzo di Gotto, tutte sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Messina, che hanno contemporaneamente disarticolato più organizzazioni criminali attive nel narcotraffico nella città di Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, con collegamenti con strutture criminali in Calabria e soggetti attivi anche in Campania, Lombardia e all'estero. Sequestrati beni per un valore di oltre 4 milioni di
euro. E abbiamo qui avuto la riprova di organizzazioni criminali operanti sul territorio della città di Messina, ma anche nel barcellonese, che sono uscite al di fuori del tradizionale perimetro dell'isola per avere rapporti stabili nel tempo con canali di approvvigionamento della cocaina, dell'hashish, della marijuana, in particolare con i gruppi dell''ndrangheta, della Piana di Gioia Tauro, Rosarno, della Locride, in particolare San Luca, esponenti di quel territorio 'ndranghetista, con elementi attivi nel napoletano, nel milanese e con soggetti attivi nei Paesi Bassi per l'importazione di un altro pericolosissimo sostanza stupefacente che è lo spice, che ha degli effetti oltre che psicotropi ma dannosi per la salute. Sarà formalizzato domani, nel corso di una riunione all'assessorato regionale al lavoro, il passaggio dall'ex Blutech al gruppo Pelligra Italia SRL dello stabilimento di Termini Imerese. All'incontro saranno presenti i commissari straordinari dell'ex Blutech, il gruppo Pelligra e i rappresentanti di FIM, FIOM e WIL. Sentiamo Roberto Mastro Simone di FIOM CGL Nazionale. Per noi l'incontro di domani è un primo momento di discussione. Per noi deve essere salvaguardato la reindustrializzazione con la rioccupazione dei dipendenti, si devono avvicinare i lavoratori, circa 180 al prepensionamento, e devono essere inseriti nel percorso di reindustrializzazione i circa 200 lavoratori dell'indotto. È chiaro che tutte queste cose, per poter arrivare a un accordo, devono avere la certezza della definizione. Grave incidente nel pomeriggio sulla circonvallazione di Catania all'altezza di Viale Odorico da Pordenone. Il bilancio è di 2 feriti, si tratta di una giovane coppia che viaggiava a bordo di uno scooter. Poco chiara al momento la dinamica dell'impatto tra il mezzo a 2 ruote e una utilitaria. Dopo il contatto i 2 centauri sarebbero finiti davanti all'auto che li avrebbe arrotati. Sul posto mezzi e personale del 118 per i soccorsi. Marito e moglie sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Il traffico, come mostrano le immagini, è andato in tilt. Catania ha prima spinto giù per le scale un operatore del gate, poi ha aggredito con morsi e calci 2 operatrici della sicurezza dell'aeroporto Fontanarossa, procurando loro ferite lacero-contuse, successivamente medicate in un ospedale catanese. È poi stato arrestato dalla polizia di frontiera un 39enne per violenza privata, lesioni personali e resistenza al pubblico ufficiale. Il passeggero con un biglietto aereo per Stoccarda si è presentato davanti alla partenza per poi forzare la porta d'ingresso del Finger, dirigendosi senza alcuna autorizzazione verso il piazzale di pista. Da qui le reazioni di violenza. Cantieri, restringimenti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano. Vi abbiamo documentato la prima domenica d'estate sulla A18. Il consorzio Autostrade Siciliane che gestisce la rete nell'isola non risponde al pubblico. Intanto Federconsumatori avvia azioni legali. Emanuela Corsi. Cantieri infiniti, chilometri di code, incidenti, telepass che non funzionano. Con le nostre telecamere abbiamo documentato la situazione infernale sull'autostrada A18 nel tratto tra Catania e Giarre in direzione Messina nella prima domenica d'estate, preludio di una stagione che si annuncia bollente. I delineatori stradali non vengono rimossi nei giorni festivi e nelle ore serali. Questo comporta lunghe file che si formano soprattutto nei weekend. Non c'è una reale attenzione verso chi paga l'autostrada. Il sabato e la domenica il direttore dei lavori deve far capire all'azienda che opera che deve togliere i birilli. La strada deve essere libera. File anche nelle corsie del Telepass di San Gregorio in direzione Catania, dove gli automobilisti restano intrappolati con le sbarre che non si alzano. Queste sono strade che dove non c'è sicurezza, non c'è sicurezza nei guardrail, dove non c'è sicurezza nelle gallerie non c'è nessuna sicurezza, mancano i punti SOS, mancano gli estintori, mancano le manichette d'acqua. A gestire la A18 è il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il CAS, un ente pubblico economico della regione concessionario per la gestione di alcune autostrade. Noi abbiamo provato a contattarli.
Questo è il sito del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane. L'URP ha 2 numeri di telefono, abbiamo provato su entrambi ma non risponde nessuno. Intanto Federconsumatori Messina ha avviato le prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio al fine di far ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio pagato negli ultimi anni, considerato indebito. L'azienda già è stata multata dall'antitrust per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021. Il sindaco di Palermo, La Galla, malgrado l'ultima violenta aggressione ai danni di un avvocato, dice la città è sicura, ma il prefetto convoca tutti sull'ordine pubblico e i residenti del centro storico insorgono. Invitiamo il sindaco a frequentare di più le nostre strade. Marco Gullà. Una rondine non fa primavera e quindi però lascia pensare. Questa dichiarazione del sindaco di Palermo, Roberto La Galla, in merito all'aggressione ricevuta da un avvocato nei pressi del Teatro Massimo, brutalmente picchiato dopo aver rimproverato alcuni ragazzi, non sono andate giù a molti residenti del centro storico del capoluogo che da anni denunciano episodi di violenza e furti nel perimetro centrale della città. Purtroppo quando il sindaco dice che una rondine non fa primavera, io rispondo che 3 indizi fanno una prova. E siccome abbiamo centinaia e centinaia di vetrine spaccate in centro storico, scippi, rapine, spaccio e consumo di droga, evidentemente c'è una visione della città in maniera diversa. Proprio oggi in prefettura si riunisce il Comitato per l'Ordine Pubblico e Sicurezza, un segnale che qualcosa non torna. Del resto i residenti del centro storico continuano ad alzare la voce sulla mancata sicurezza in determinate fasce orarie. Quali sono gli episodi più inquietanti a cui ha assistito, signor? Lo spaccio di droga quotidiano, risse violente tra le varie etnie che si contengono il territorio, gli scippatori che camminano tranquillamente e tolgono portafogli e zaini ai turisti. Vabbè, lasciamo perdere poi il problema della sporcizia, eccetera. Quindi dico, non manca niente, siamo proprio al completo. Un vasto incendio si sta sviluppando nell'ex discarica di Mazzara Sant'Andrea sulla costa tirrenica del Messinese. Le fiamme l'avevano già lambita ieri. Sul posto sono stati inviati elicotteri del Corpo Forestale Regionale e dei Canadair. Dopo la bocciatura della Sicilia sulle concessioni balneari da parte della Corte Costituzionale, perentori i sindacati, una sentenza che incide poco, i tratti di costa libera e da assegnare sono tanti. Marco Carli. Le concessioni balneari e la bocciatura arrivata per la Sicilia. Il tema fa discutere ancor di più in estate. La proroga del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni della Regione Sicilia non è legittima. Lo ha deciso con una sentenza la Corte Costituzionale. La questione era stata posta dal governo che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze. Per il sindacato balneare la sentenza non cambia la situazione attuale. La sentenza della Corte Costituzionale incide davvero poco. Non è una sentenza che trova applicazione nella condizione attuale. La Regione si è ormai allineata all'orientamento nazionale da tempo. Il differimento al 30 aprile 2023 del termine, secondo il governo, corrobora la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. La questione, secondo i balneari, è legata alla risorsa, cioè ai tratti di costa che possono essere assegnati. Insomma, serve fare chiarezza. Il governo ha costituito un tavolo tecnico composto dai ministeri interessati e dalle parti sociali per valutare la scarsità o meno della risorsa. Dalle prime conclusioni si è accertato che la risorsa non è scarsa, quindi c'è la possibilità di tratti di costa da dare a bando. Ci chiediamo su quali dati si basa il Consiglio di Stato quando definisce con certezza che la risorsa sia scarsa. Catania è stubato e respira autonomamente il bimbo di 8 anni soccorso lunedì scorso dal personale del 118 in un lido della Playa. Il piccolo era giunto con una sindrome da annegamento al pronto soccorso dell'ospedale San Marco e successivamente è stato trasferito nel reparto di rianimazione pediatrica del Garibaldi.
Più attenzione per gli anziani, una risorsa nel nostro paese. I segretari generali di Will Pensionati Sicilia per la terza età promuovono l'alfabetizzazione informatica attraverso il confronto con i giovani, ma chiedono anche più sicurezza e servizi sanitari. Emanuela Corsi. Giovani e anziani a confronto per abbattere barriere generazionali e aiutare chi ha qualche anno in più ad affrontare l'alfabetizzazione informatica che diventa sempre più urgente. I segretari generali di Will Pensionati Sicilia e Wilp Catania rivendicano più attenzione per la risorsa anziani, sottolineando quanto ci sia bisogno di interventi per l'invecchiamento attivo. Un modo anche per scoprire le potenzialità di pensionate e pensionati, risorsa spesso sprecata in una provincia, quella etnea, nella quale gli over 65 sono passati dal 18,5 al 22% sul totale della popolazione e l'indice di vecchiaia, solo per citare un altro dato Istat, è schizzato dal 121 al 157%. Anche a Catania il numero degli anziani sta aumentando, come già rilevato dall'Istat. La nostra città non è pronta a sostenere il loro benessere. I nostri anziani sono una risorsa e come Will Pensionati ribadiamo e proponiamo un sostegno per valorizzare il loro invecchiamento attivo accanto ai nostri giovani, per trasmettere competenze e conoscenze. L'alfabetizzazione informatica, il benessere alimentare, il servizio civile della terza età e il tutoraggio scolastico diventano strumenti per avvicinare le nostre generazioni. Secondo la Will, gli anziani più fragili soffrono anche per le carenze del welfare e del servizio sanitario, mentre si moltiplicano le proteste per il sempre più difficile accesso al frammentario e contorto sistema di prenotazione delle prestazioni mediche nelle strutture pubbliche. Inoltre, sempre più spesso sono vittime di frodi. Per questo, in sinergia con l'associazione Consumatori Ad Hoc, chiedono più investimenti in sicurezza e prevenzione. È partito il cantiere del nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, una nuova opera che dovrebbe essere pronta entro l'anno e che divide i siracusani. Francesco Aloi. Guarda il cantiere del terzo ponte di Ortigia. Guardavo le barche, no, hanno iniziato oggi i lavori per il ponte. Com'è adesso e come sarà? Siamo all'ingresso dell'isola di Ortigia e qui tra qualche mese ci sarà un terzo ponte, ma riservato soltanto a bici e pedoni. Un servizio che è utile alla città e che ci voleva. Sincero, non sono d'accordo, per quanto possa amare Ortigia. Io vivo fuori, però può essere positivo avere un punto in più per accedere all'isola. Poco meno di 900.000 euro il costo dell'opera, finanziata in gran parte dal Ministero delle Infrastrutture. 42 metri di lunghezza, 5 di larghezza. Il nuovo ponte sarà in acciaio con rifiniture in legno. Un motivo in più per lasciare l'auto fuori Ortigia. È un tassello ulteriore in quel percorso di sostenibilità che l'amministrazione non solo ha accolto e sposato, ma per la quale sta lavorando con risorse non comunali. E così nel giro di qualche anno Siracusa sta diventando sempre più green, più spazi per pedoni e ciclisti, meno per le auto. No dai, io sono anche automobilista, quindi insomma questo fatto che comunque si dia spazio anche ai ciclisti mi fa piacere, perché alla fine penso che la città sia di tutti. Ma qui fino a qualche anno fa il terzo ponte c'era già per le auto, poi fu demolito e non più ricostruito. Più volte però i siracusani si sono opposti a questa scelta. Secondo me era un punto, una via di fuga molto importante. E adesso una pausa, tra poco il calciomercato delle squadre siciliane, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, parliamo di calciomercato. Il Palermo sonda il mercato green, mentre il Catania deve trovare sistemazione per i giocatori che non fanno più parte del progetto. Il Trapani ha un nuovo portiere, Marco Carli.
Il Palermo guarda i giovani al mercato degli under. I nomi caldi sono quelli di Asa e Bianco per il centrocampo, mentre Pierozzi e Barbieri sono opzioni valide per la difesa. Nell'ultima settimana di giugno potrebbero arrivare novità sostanziali in sede di calciomercato, compreso quel Van de Putte, per cui c'è differenza fra domanda del Catanzaro e offerta dei rosa, ma anche volontà di arrivare alla chiusura. Inci tanti fronti in casa Catania, mettere le basi per gli ingaggi che saranno ufficializzabili dal 1 luglio, ma anche creare spazio per inserire i nuovi giocatori in lista. Vale a dire sistemare chi è attualmente in organico e non rientra nei piani societari, oppure mandare a giocare qualche elemento in cui si crede. È il caso ad esempio di Beters. Il club, a considerazione del portiere, vuole che abbia spazio. Potrebbe trovarlo altrove, magari alla Lucchese. Zammarini potrebbe avere mercato, ovviamente tanto dipende dalle alternative nel ruolo che sta cercando il Catania. Alcuni giocatori, come detto, saranno valutati in ritiro dal 14 luglio ad Assisi. Castellini, Quaini e Cianci restano, insieme probabilmente a Maffei e anche a Bois, per cui ci sarebbero offerte dalla B. Anche Welbeck invece in partenza. Arrivi su Carpani, il Catania è a buon punto e poi c'è il doppio colpo dal Cerignola, trattativa che sarebbe avviata e quasi conclusa con D'Andrea. Per Capomaggio in settimana dovrebbe essere trovato l'accordo definitivo. Per Laporta il nome di Adamonis è sempre il più caldo. In attacco c'è ancora la questione artistico, che ha molte richieste, deve fare una scelta. In casa Messina a tenere banco è sempre la questione societaria. Spunta infatti a sorpresa un'altra trattativa con un gruppo di imprenditori. Ci sarebbe stato già uno scambio di carte. In questo caso sembra Sciotto otterrebbe quello che vuole, cioè restare in società con una quota minoritaria. Il Trapani infine avrà un nuovo portiere, Andrea Sieculina, estremo difensore classe 90, che saluterà il Modena dopo 2 stagioni. E per questa edizione del TG Sicilia ci fermiamo. Grazie per averci seguito e buona serata.